Bentornati su Radio Adige TV, bentornati a Focus Verona Economia, il nostro appuntamento settimanale dedicato ai temi finanziari, economici, a volte politici. Questa sera parliamo di accesso al credito, parliamo di banche e parliamo di imprese artigiane. Sappiamo come negli ultimi anni, ci sia stato un movimento bancario importante tra fusioni, tra tentativi di scalata, dall'altra parte tassi che sono aumentati per effetto anche della decisione, tassi di interesse per decisione della Banca Centrale Europea, e accesso al credito che è diminuito drasticamente, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Insomma, questa sera affronteremo questi macro temi e do subito il benvenuto ai nostri ospiti. Partiamo da Davis Zenari, presidente di Confartigianato Imprese Verona. Bentornato, presidente. Grazie, buonasera a tutti. E Mario Citron, presidente del Consorzio Veneto Garanzie. Benvenuto, presidente. Buonasera anche da parte mia, grazie dell'invito. Grazie di essere qui con noi questa sera per affrontare temi molto importanti anche in prospettiva. Partiamo da lei, presidente Zenari. L'abbiamo detto un po' in premessa, si parla di tassi di interesse che sono aumentati, le banche che hanno fatto una bella riserva, degli utili importanti, dall'altra parte sappiamo sono diminuiti anche i finanziamenti, le richieste di mutuo anche per effetto di questi innalzamenti, un periodo non semplice per le imprese artigiane che vedono l'accesso al credito sempre un po' più lontano, difficile, ostico. Sbaglio se dico così, esagero? No, non sbaglia affatto, nel senso che appunto questo innalzamento dei tassi di interesse va a gravare per quello che è l'imprenditore che magari può accedere o deve o prova ad accedere ad un finanziamento anche per liquidità o per investimento su macchinari, quindi questo innalzamento dei tassi, ma più che altro credo anche quel controllo che le banche vanno a fare sulle aziende piccoline, poco strutturate, sia veramente la nostra difficoltà per andare a chiedere un aiuto creditizio. E ecco, noi in Confartigianato appunto abbiamo anche la possibilità di aiutare i nostri associati, perché collaboriamo con il credito, il Consorzio Veneto Garanzie, il Consorzio Veneto Garanzie che dà un aiuto per quanto riguarda la garanzia bancaria per dei finanziamenti e da poco poi anche, lo spiegherà il presidente, stanno facendo anche del credito diretto, e quindi è un aiuto veramente molto importante per noi. Logicamente le banche si stanno ingrandendo, non parliamo poi con le fusioni che poi ne parleremo benissimo, e quindi la nostra paura è che veniamo visti in secondo piano. Ecco, questo è un po' la nostra preoccupazione. C'è anche la speranza, comunque la BCE sta facendo progressivamente una retromarcia con una riduzione anche se piccolina, però di questi tassi che erano davvero schizzati alle stelle. Forse erano improponibili quelli pari allo zero di qualche anno fa, c'è stata una differenza, però un delta che si è alzato altissimo e che ha messo in difficoltà molte aziende che prima avevano il credito a costo zero e poi se lo sono visti davanti a un prezzo esagerato. Quindi questa progressiva riduzione comunque è un segno di speranza? È un segno di speranza, assolutamente sì, e speriamo che lo colgano anche le banche, però che sia un segno di speranza verso le nostre imprese. Citroni, abbiamo detto e abbiamo parlato così in premessa con il presidente Zenari di questo strumento innanzitutto offerto a tutti i soci di Confartigianato Imprese Verona e non solo. Lei tra l'altro esprime non solo un osservatorio regionale ma è anche vicepresidente di Federfidi nazionale, quindi da poco a Venezia avete festeggiato anche il 30° anniversario. Conferma questa difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese per vari motivi, non solo per l'innalzamento dei tassi, anche perché sappiamo che non è cosa degli ultimi anni, c'è un trend negativo degli ultimi 10-12 anni. Sì,
È chiaro che insomma la micro e piccola impresa ha sempre sofferto, diciamo così, cronicamente di alcuni aspetti che sono sempre state viste dalle banche un po' come il fratello, diciamo così, più quello che non ascolta, quello che è difficile da capire, no? Però dobbiamo dire anche che la piccola e media micro e piccola impresa è il 95% delle imprese italiane, di conseguenza è l'ossatura di quello che è l'economia in Italia, e naturalmente anche per quel che riguarda, non dico il valore espresso in termini di fatturato, ma per quel che riguarda anche il numero di dipendenti, insomma ha un 3/4 rispetto alla grande azienda. È chiaro che insomma, con tutti i distingui del caso, noi dobbiamo essere pronti come strutture, diciamo così, che eroghiamo garanzie per assistere la piccola impresa, e dobbiamo assisterla in tutti i modi. E lo dicevo prima nelle premesse che nonostante non ci sia mai stato un default che abbia fatto gridare allo scandalo o nei media di piccole imprese, perché naturalmente il credito e l'eventuale sofferenza è tutta frammentata, però non godiamo di benefici quanto entriamo nelle porte, negli sportelli delle banche. Anzi, come abbiamo detto appunto prima, le due grandi banche o le maggiori banche, insomma sappiamo tutti che il costo pratica oggi è sotto le 100.000 euro, preferiscono addirittura non farle o demandarle a... Per fortuna abbiamo il mondo delle BCC che è molto attente a queste dinamiche territoriali, e noi affianchiamo l'impresa per appunto accompagnarla e avere questo accesso al credito, e ritengo sia fondamentale, perché ragazzi miei non possiamo no, ne va della tenuta dell'impresa, e naturalmente al di là degli aspetti sociali che ne derivano. Insomma, abbiamo, come ha detto lei prima, fatto il trentennale di Federfidi, perché le cooperative artigiane di garanzia sono nate anche 50-60 anni fa in tutte le province. Noi come consorzio regionale nel 2014, allora c'era il consorzio regionale di secondo grado di Confartigianato che, diciamo così, coordinava tutte le cooperative provinciali. Nel 2014 abbiamo fatto una fusione in cui ho partecipato naturalmente anche a Verona, Treviso, Belluno, e abbiamo fuso queste province nel consorzio regionale, che è diventato anche di primo grado. Adesso stiamo avendo un altro processo di aggregazione con un altro Confidi, e nei prossimi tempi, diciamo così, perché purtroppo è un mercato che è cambiato, e anche per quel che riguarda le garanzie dobbiamo sottostare a quelli che sono, come posso dire, le dinamiche, diciamo così, creditizie e quant'altro. Dicevo prima che il trend è naturalmente iniziato, se non da sempre, ma sicuramente con il subprime, lo scandalo subprime dei 2010, da là è partito, come posso dire, un domino che ha rivoluzionato tutto il mondo delle imprese e anche del mondo bancario e quant'altro. Poi con la pandemia si è accentuata ancora di più. Noi per fortuna in Veneto abbiamo anche un buon rapporto con la regione, e con la regione abbiamo messo in piedi anche uno strumento che non avevamo mai, come posso dire, adottato, mai fatto, perché non rientrava nei nostri canoni, che è l'erogazione diretta del credito. La regione ha messo a disposizione delle risorse, non riusciamo a gestirle, presentare la pratica, perciò tempi rapidi di erogazione e naturalmente un valore su quel che è il tasso di interesse, fa vedere che è molto concorrenziale rispetto alle banche tradizionali. Questo naturalmente è la nostra, perché anche poco tempo fa, al di là che, insomma, come dicevamo prima, nel convegno del trentennale che abbiamo fatto qua a Venezia, negli ultimi 12 anni, come dicevo prima, dal 2012 al 2024, il credito alle micro e piccole imprese è calato del 42%, e questo dato è a livello nazionale, ma noi in Veneto soffriamo ancora di più. Vuoi perché, insomma, eravamo la locomotiva d'Italia, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, insomma, oggi stiamo soffrendo più di altri, e naturalmente questo, insomma, è un periodo un po' critico, perché ci aspettano numerose sfide più avanti.
Diamo qualche riferimento anche online, c'è un sito venetogaranzie.it dove insomma si possono trovare tutti i riferimenti a questo consorzio, come entrare in contatto e soprattutto come intervenire se si ha bisogno di finanziamenti con tassi, diceva il presidente Citron, assolutamente concorrenziali, se non ben al di sotto insomma di quelli che si possono trovare presso istituti di credito privati. C'è anche il sito di Confartigianato Imprese Verona, che è confartigianato.verona.it, anche qui tutte le iniziative e tutti i servizi forniti dall'associazione di categoria presieduta da Davis Zenari, da cui torno perché negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare anche qui a Verona in maniera roboante di quella iniziativa insomma che ha portato avanti Unicredit, 10 miliardi messi lì sul piatto per acquistare Banco BPM che si è un po' irrigidita, ha detto insomma pensiamo di valere un po' di più di 10 miliardi, però il sasso è stato lanciato nello stagno. Questo apre uno scenario particolare, ma insomma abbiamo visto anche altre fusioni, sempre anche nel mondo cooperativo, BCC Veneta, no? Che è nata dalla fusione di Banca di Verona e Vicenza con Banco Pattavino, BCC Pattavino, insomma tutti questi movimenti bancari, adrenalinici da un certo punto di vista, però magari disorientano un po' anche le imprese da un certo punto di vista, no? Che perdono qualche punto di riferimento importante sul territorio, o si devono perlomeno riorganizzare. Cosa pensa un po' di questo movimento? Sicuramente questi processi che le grandi banche fanno non è che ci possiamo opporre noi, questi non contiamo nulla, quindi accettiamo logicamente pensando poi a una soluzione se dovesse esserci un problema, quindi prima di aspettare il problema andiamo a vedere anche assieme al consorzio se questo può portare dei problemi ai nostri associati, alle imprese, associati e non logicamente, alle imprese di Verona in questo caso. Presumo che chi ha dei conti correnti in entrambe, perché un po' le nostre aziende hanno sempre il doppio conto corrente in sostanza poi e quindi con magari un fido da una parte e anche dall'altra che poi nella fusione non si potrà andare a sommare e quindi andrà a ridursi. Penso che spero che siano poche queste aziende che abbiano, nel caso della fusione dell'OPA, questo doppio canale esattamente, altrimenti io credo che se non più conveniente o non neanche conveniente, ma se la persona vede che non è più al centro dell'attenzione perché la banca è diventata un colosso e noi siamo diventati un piccolo numero irrisorio, le banche, diciamo a Verona ce ne sono molte altre, cerchiamo magari di lavorare con banche più piccoline, che sono più vicine, che sono più vicine alla vostra realtà, alla nostra portata più che altro, che siano più attenti alle persone, perché poi l'artigiano è fatto di persone, è un'azienda familiare, comunque un collaboratore familiare, qualche dipendente, quindi però effettivamente serve quell'attenzione lì a livello personale perché l'investimento è proporzionale all'impresa, quindi sono investimenti da 30, 40, 50 mila euro e in cui le grosse banche magari fanno fatica poi ad erogare. Perché diceva anche il presidente Citron, sotto i 100.000 euro il costo pratica diventa irrisorio per le grandi banche, per cui insomma non ne tengono neanche conto. C'è questo timore proprio di essere un po' accantonati se le dimensioni di alcune banche diventassero effettivamente troppo grandi. L'abbiamo appena detto, se sotto i 100.000 euro la banca non conviene avere neanche quel cliente, quindi come potrebbero trattare l'artigiano, chi ne ha bisogno per quel tipo di cifra lì. Insomma un tema davvero importante, una riflessione che si apre. Dopo magari nell'appello finale cercheremo di lanciare un messaggio alle banche in ascolto. Citron, anche lei un'idea, un commento su questa operazione che ha scosso la stampa nazionale, ne hanno parlato tutti, dal Corriere della Sera al Sole 24 Ore, Repubblica, non solo le testate locali veronesi, anche noi ne abbiamo parlato, ma insomma sicuramente è stata un'uscita da parte di Unicredit che ha fatto
tremare più di qualcuno, in senso buono, in senso... Sulla bocca di tutti, sì. Volevo prima fare un Certo. Prima giustamente il Presidente Zennar ha parlato delle altre banche locali. Mi sembra che però anche nel territorio veronese ce ne siano rimaste poche di BCC, perché bene o male, giusto, c'è stata la fusione, quella con BCC Veneta, giusto, poi sono rimasti altri due, mi sembra. Sì, con tre, Camarisi, diciamo, abbiamo vabbè, storicamente ecco. BCC Valpolice e la Benaco Banca Veronese, Bravo, sì, e BCC vabbè. Vicentino, diciamo che... Teniamole da conto, perché naturalmente questi dovrebbero essere, diciamo, Sì. il supporto sulla fusione sulla LOPA lanciata da parte di Unicredit, ma era su tutti i giornali e tutti ne hanno parlato, insomma, ed è anche argomento attuale di tutti questi giorni, insomma. Io ho la mia convinzione che ha spiazzato un po' tutti, perché a mio avviso anche il governo stesso naturalmente ha spiazzato, a mio avviso, perché Banco PPM insieme al Monte dei Paschi di Siena doveva essere nelle visioni, tra virgolette, nei progetti del governo, una terzo polo bancario che ci poteva anche stare assieme a qualche altra popolare che si sarebbe aggregata in futuro. È chiaro che questa è un'operazione che, vista dai due big, o l'uno o l'altro, vado io vai tu, insomma l'ha lanciata uno perché per poter spezzare l'argine dall'altra parte, insomma, ecco, vedremo come va, ma non c'è dubbio che la vincerà sicuramente probabilmente Unicredit. Ma insomma, detto questo, insomma, questa è la mia opinione, ma effettivamente il rischio c'è, come l'abbiamo vissuto, insomma, quando Intesa ha acquisito le due banche venete che purtroppo insomma hanno lasciato segni non indifferenti in tutta l'economia del Veneto, perché naturalmente dalle imprese ai risparmiatori, anche pensionati e quant'altro, è chiaro che il rischio c'è e dobbiamo prepararci a un'eventuale soluzione B. Ma è stato così anche quando Intesa San Paolo ha acquisito Unipol, molti correntisti, insomma, Sì, hanno sì. poi... Diciamo che ormai non dico ci siamo abituati, ma insomma sappiamo come vanno queste dinamiche, dobbiamo essere naturalmente preparati a scenari un po' diversi a quelli a cui eravamo abituati. Io la dico faccio un altro inciso, perché è emerso in tutte, come posso dire, tutti i convegni che facciamo, al di là di quello di Venezia, ma anche a livello nazionale, quando incontriamo il mondo bancario, perché noi dobbiamo, tra virgolette, difendere la micro e piccola impresa dai confronti di, insomma, chi sappiamo. Però una cosa è emersa e ci rende, tra virgolette, come posso dire, orgogliosi di questi come consorzi fidi, come Fedar Fidi, insieme a tutto il sistema nazionale dei confidi, che non si manca occasione per rimarcare, e questo è, come posso dire, anche non risaputo, ma anche da parte dei grossi partner bancari, concordano su questo, sul fatto che non è che la garanzia del Confidi possa cambiare il merito creditizio di una piccola o una microimpresa, perché se la piccola impresa ha un bilancio, anche se sappiamo con tutti i limiti e tutti che però comunque onora sempre il debito, come dicevamo prima, che rispetto a tante altre, anche se ha dei limiti, non fa cambiare il merito di credito creditizio, perché se deve essere, come posso dire, appoggiata a un rating 2 o 3, quello è e quello rimane. Però la garanzia del Confidi è assolutamente necessaria per avere l'accesso al credito, perché senza l'accesso al credito naturalmente l'impresa sarebbe in default o insomma avrebbe ulteriori problemi. Perciò la garanzia non è uno strumento, come posso dire, che può far abbassare il tasso di interesse, il rating, o cambiare il giudizio sull'impresa, perché naturalmente il giudizio sull'impresa è dato dal bilancio che lei presenta. E qua torniamo al discorso che dicevamo prima, che oggi l'imprenditore deve sapere, quando entra in banca, cosa gli chiederà la banca. Naturalmente sa quali sono i suoi bisogni e cosa andrà a chiedere, ma deve prima di tutto, rispetto a anni addietro, sapere cosa la banca gli chiederà per avere quello che lui vorrebbe avere. Sentiamo anche il parere di Claudio Cioetto, presidente di Confimi Apindustria Verona, che è intervenuto su questo argomento delle fusioni, insomma, e dell'accesso al credito. Presidente, un focus sul scenario bancario con queste grandi
o possibili fusioni, le fusioni sul territorio delle banche di credito cooperativo. L'accesso al credito è un tema che vi preoccupa? L'accesso al credito preoccupa sicuramente perché anche in questo momento di crisi, di difficoltà, le banche chiaramente non guardano la crisi. E nel momento in cui c'è crisi l'azienda non fattura e non fa utile, guardano l'utile senza considerare che purtroppo quella mancanza di utile è dovuta alla crisi. Poi viviamo una situazione, sentiamo in questi giorni, poi ne parlerò anche farò due battute anche nel momento della redazione, c'è anche questa fusione, questa Unicredit piuttosto Crédit Agricole con Banco Popolare. Ecco, a noi preoccupa perché il Banco Popolare, anche se diciamo si è allontanato da Verona, comunque rimane un'importante banca per il territorio veronese. E quindi tutte queste illazioni, tutti questi discorsi, tutta questa situazione che porterà sicuramente a qualche fusione, perché qualche fusione arriverà, del beneficio non ne porterà in provincia di Verona, nel nostro veronese, nel Lombardo-Veneto oserei dire, anche perché chiaramente quando ci sono queste fusioni, torno al discorso di prima, le piccole e medie imprese vengono sempre messe in un angolo. Insomma, il presidente Cioetto conferma ciò che è stato detto a questo tavolo. Zenari diceva prima, il presidente Citroni, insomma, l'imprenditore deve entrare in banca e sapere quello che la banca gli chiede, e qua si apre, diciamo, un tema molto importante che è quello della formazione, perché rispetto al passato oggi l'imprenditore artigiano deve studiare di più il mondo bancario, deve essere più attento su quello che gli viene proposto rispetto a una volta in cui c'era la classica figura del direttore di cui ci si fidava, un direttore che rimaneva nella filiale tanti anni. Adesso c'è un cambio molto rapido, per cui bisogna prevenire da un certo punto di vista anche attraverso appunto la conoscenza, la formazione e tutto ciò che permette di entrare consapevolmente in banca. Beh, sicuramente, questo fa parte dell'artigiano evoluto, dobbiamo cominciare a imprimere nella mente nostra che noi dobbiamo non solo lavorare, ma riuscire a gestire anche quello che è l'aspetto di contorno del lavoro. E parliamo, tornando a dei temi, la sicurezza prima, con la patente a crediti, lì non possiamo tralasciare perché non possiamo lavorare. E il credito ha la stessa importanza, perché se non riusciamo ad avere accesso al credito non possiamo comunque andare ad implementare quelle che sono le strumentazioni, qualsiasi cosa serva per poter svolgere il nostro lavoro. Quindi effettivamente l'artigiano che andava in banca e il direttore era quello fino alla pensione e quindi si instaurava un rapporto anche personale, non esiste né il direttore né neanche questo artigiano. Non esiste più nulla di questo, quindi dobbiamo effettivamente fare della formazione a tutti i livelli, anche nell'aspetto del credito, quello sicuramente sì. Assolutamente. E posso integrare, prego. Noi come Consorzi Fidi siamo all'interno degli uffici di Confartigianato, di conseguenza l'artigiano o ha, come posso dire, dimestichezza con determinati argomenti o trova qualche consulente, noi siamo disponibili a affiancare l'artigiano per qualsiasi esigenza, naturalmente attraverso l'associazione, perché è il nostro business, il core business. Citrone, a proposito di grandi sfide, andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata, poi lasceremo spazio a un po' di pubblicità e entreremo con un nuovo ospite. Due tematiche importanti, tutto il tema ESG che insomma è entrato a sprombattuto anche nel settore del credito, e poi un grande punto di domanda sull'intelligenza artificiale che è solo all'inizio ma sta già dando un imprinting importante. Sono due grandi temi per cui noi dobbiamo essere pronti a supportare l'impresa nel prossimo futuro, perché naturalmente sull'ESG il tutto si tramuta sul fatto di avere o non avere credito e a che prezzo avere il credito domani, perché il tutto vuole essere
come posso dire, tradursi in un rating in cui l'impresa quanto riesce a decarbonizzare o smaltire rifiuti in modo coerente. Tutti gli investimenti oggi sono rivolti a quelle aziende che fanno della sostenibilità il loro, come posso dire, la loro direttrice principale, e qua purtroppo ne deriverà una classificazione che le banche vogliono quantificare e dare naturalmente un valore a dove si posiziona l'impresa. Qua se siamo bravi a interpretare questi come so dire, strumenti, questionari e quant'altro, meglio ci posizioniamo e meglio potremo avere credito e a un prezzo più ragionevole. L'altro, come diceva lei, era l'intelligenza artificiale, perché insomma io dico sempre che l'artigiano è costretto a innovare tutti i giorni, o vuoi quel prodotto o vuoi di processo, perché naturalmente non come faccio riferimento alle parole di Mattarella che abbiamo avuto in Assemblea Nazionale l'altro giorno, giusto? Fare l'artigiano non è un mestiere qualunque, assolutamente, perché insomma non c'è un lavoro uguale all'altro, bisogna sempre metterci del proprio, bisogna essere innovativi, insomma la parola stessa artigiano, intelligenza artigiana, oltre che artificiale, giusto, che è il nostro mantra, qua è una delle prossime sfide future, perché purtroppo ci vorranno investimenti, perché dobbiamo dotarci di strumenti che oggi non conosciamo o ne abbiamo sentito parlare, ma domani mattina dovremo per forza affiancarci a avere questi prodotti, questi strumenti, per poter essere accettati dalla grande impresa o dai nostri clienti principali, se siamo fornitori, o anche per il privato o quello che sarà il mercato. Senta, prima di passare ai saluti finali con il presidente Zenari, cosa vede nel futuro invece del Consorzio Veneto Garanzia? Ma allora, come Consorzio Veneto Garanzie, dicevo prima che siamo in un momento un po', tra virgolette, insomma, critico / effervescente su tutto il panorama nazionale. Infatti anche noi stiamo studiando delle aggregazioni che ci porterà ad avere nel prossimo futuro, nell'arco di qualche anno, perché purtroppo dobbiamo anche ragionare e pensare in modo veloce, perché se quello che succedeva prima in 10 anni oggi succede in 1 o 2 perciò dobbiamo essere pronti a quelle che sono a quello che è il domani che succederà entro breve tempo. Stiamo cercando di come posso dire, consolidare un unico organismo di garanzia che possa coprire tutto il territorio del nord-est. Questo per quel che riguarda insomma la mia azione che sto facendo a livello nazionale. C'è lo stesso effervescenza in questo campo, perché dobbiamo fare tutti economie di scala, però è chiaro che il nostro, diciamo così, occhio va buttato all'Europa, perché Banca Centrale, finanziamenti BEI, FEI e quant'altro, là dovremmo esserci, e facciamo parte anche dell'Associazione Europea dell'ECM, perciò insomma possiamo dire la nostra come Fedart Fidi, e di conseguenza dobbiamo lavorare in quest'ottica. Grazie Citron, grazie per il suo prezioso contributo. Zenari, siamo in chiusura di questa prima parte di puntata, insomma si sente di guardare dritto nell'obiettivo e rivolgere, non so, un messaggio agli istituti di credito che, ricordiamo, insomma sono partner importanti della vita di impresa, perché senza banche comunque non si riuscirebbe nemmeno a intraprendere, per cui però qualcosa da sistemare c'è, no? Dicevano, per cui che messaggio si sente di lanciare? Allora, diciamo che il messaggio è che tutte le banche che rimangono con le proprie dimensioni e che non vanno in futuro, anche nel breve futuro, ad accorpare, a ingrandirsi, guardino le piccole imprese e le famiglie, perché avranno un bacino di utenza grandissimo, e con l'artigiano anche hanno una sicurezza economica, perché poi le posizioni finanziarie di noi artigiani sono comunque proporzionali al nostro lavoro, e quindi sono di anche piccoli importi e di meno rischi. Ecco, questo per le banche che rimangono io faccio questo appello. È un appello che rilanciamo da questi microfoni, salutando e ringraziando Davis Zenari, presidente di Confartigianato Imprese Verona. Grazie per essere stato di nuovo con noi, presidente. Grazie a voi. E Mario Citron, presidente del Consorzio Veneto Garanzie, per aver contribuito, insomma, a darci uno sguardo anche più ampio, regionale e nazionale sul tema. Grazie a voi da parte mia. Lanciamo un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco, parleremo con una sigla sindacale sempre su questi temi che riguardano le banche e non solo.
Pantheon, lo storico mensile gratuito di Verona, oggi in 3 nuove edizioni. Pantheon Verona, Est Veronese e Valpantena Lessinia. Attualità, cultura, eventi, interviste, curiosità e ora anche la cronaca locale. All'inizio di ogni mese, direttamente a casa tua, nei punti distribuzione di Verona e anche in digitale. www.giornalepantheon.it. Radio Adige Show. Organizza il tuo evento personalizzato nelle piazze più belle d'Italia, con DJ set, live band e con le scenografie più spettacolari del momento. Tutto in diretta TV. Prenota ora la tua data. Radio Adige Show. Ed eccoci rientrati in studio, proseguiamo la nostra chiacchierata parlando di temi che riguardano il settore creditizio, in particolare il settore bancario. C'è un tema che è stato introdotto e sottolineato attraverso anche un'indagine numerica da First CISL Verona, Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario. Diamo il benvenuto in studio a Elisa Segabinazzi, che è la segretaria generale. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Senta, guardiamo subito Verona Economia, che è il nostro portale sul quale abbiamo riportato la notizia che è stata comunicata dal vostro osservatorio qualche giorno fa. Ebbene, abbiamo giocato un po' provocatoriamente sul titolo, ma poi neanche tanto, non ci siamo andati distanti da quella che è la realtà. Settore bancario, la parità di genere ai vertici apicali ovviamente rimane una chimera. Secondo la vostra indagine, segretaria, insomma, è così, nel senso, poi vedremo qualche diagramma, qualche schemino che ci fa vedere anche numericamente un po' di cosa stiamo parlando, però prima iniziamo con un discorso generale. Effettivamente nel settore bancario ci sono poche donne dirigenti e pochissime proprio ai vertici apicali. È così? Assolutamente sì. Purtroppo, ecco, il settore anche nel nostro settore bancario la disparità di genere dal punto di vista salariale è purtroppo un'amara realtà, e quindi glielo confermo, che anche dalla nostra analisi, insomma, i dati poi ci faranno proprio vedere che le donne nei percorsi di carriera sono veramente in numero esiguo rispetto ai maschi. Ma una curiosità, come vi è nata l'idea di fare un'indagine proprio in questa direzione, indagando proprio così con i numeri che riguardano in particolare il settore bancario e assicurativo anche, certo, no? Sì, noi rappresentiamo entrambi i settori, sia quello bancario che quello assicurativo, per cui poi l'analisi nostra verte su entrambi, diciamo, le categorie che rappresentiamo. Ma diciamo che uno dei ruoli del sindacato è proprio quello, in qualche modo, di stimolare delle riflessioni e di provare a cambiare, diciamo, delle dinamiche che non sono propriamente ottimali, per cui siamo partiti da noi, quindi dal nostro settore, quello bancario e assicurativo, e abbiamo i dati del nostro territorio proprio per vedere se anche in casa nostra c'è questa situazione poco edificante. E siete riusciti nell'obiettivo di provocare, perché sì, insomma vi abbiamo voluto qui a Focus Verona Economia questa sera proprio perché abbiamo trovato molto interessante la vostra analisi. Iniziamo a vedere anche qualche slide, perché lo vediamo a monitor, lo possiamo ingrandire. Insomma, innanzitutto analisi dati territorio di Verona, rapporti biennali. Partiamo dalla vostra sigla sindacale, dalla Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, perché qui c'è una doppia torta, no? Ci indichi e ci spieghi un po' di cosa si tratta questa suddivisione. Quindi noi abbiamo cercato di fare un confronto fra i dati espressi dagli iscritti, dai dati degli iscritti del nostro territorio, e una visione più ampia che abbiamo desunto da una decina di rapporti biennali di banche e assicurazioni a livello nazionale, quindi banche sia di piccole che di grandi dimensioni, per avere, ecco, un termine di paragone che fosse, diciamo, più veritiero, esattamente. Ci ricordi anche i numeri di First CISL? Quanti iscritti avete attualmente? Noi su Verona abbiamo circa 1700 iscritti. Un bel numero, È un bel numero, sì, ne siamo orgogliosi. E qui vediamo che tra i vostri iscritti, insomma, c'è sostanzialmente una parità, 52% maschi, 48% esatto, femmine, che riflette bene o male la situazione nazionale, esatto, sì. Proseguiamo, cambiamo slide, perché qui invece si entra nel vivo di ciò che abbiamo detto un po' in premessa. Assolutamente. No? Prego.
Quindi se per quanto riguarda la suddivisione degli iscritti intesa come tutti gli inquadramenti, le fasce inquadramentali, c'è una sostanziale parità fra uomini e donne, lo stesso ahimè non si può dire per quanto riguarda le categorie dei quadri dirigenti, dove la composizione è estremamente sproporzionata verso la componente maschile, tant'è che abbiamo sul nostro territorio un 79% di maschi inquadrati nelle categorie più alte, quindi quadri direttivi e dirigenti, e solo il 21% di personale femminile. Va un pochino meglio se guardiamo la fotografia nazionale, perché la componente maschile in quel caso è del 63% contro un 37% di quella femminile. Vi siete chiesti anche perché ci sia uno sbilanciamento così forte? È una questione culturale, una questione organizzativa, di sistema? Che risposta potremmo dare a questo primo schema, che 79% maschi, 21 femmine? Siamo ben lontani da un discorso di parità, assolutamente, soprattutto ad un livello dirigenziale, dove sappiamo ci possono essere delle posizioni anche che a livello reddituale sono significative. Ecco, certo. Dove potremmo inquadrare un po' l'origine di questa disparità? Forse nell'ambito culturale? Ma sicuramente dall'ambito culturale, da dei pregiudizi che ci portiamo dietro per quanto riguarda la figura femminile, che è ancora vista come colei che deve sacrificarsi in termini di tempo dedicato al lavoro e ai percorsi di carriera per prendersi cura della famiglia e dei figli. C'è tanto da fare. C'è tanto da fare, C'è tanto lavoro da fare. Sì, che non può essere vista come un problema individuale, visti i numeri, bensì è proprio un problema strutturale che quindi merita di essere attenzionato e un'azione concreta per cercare un attimo di invertire questa tendenza. E il sindacato chiaramente è qui anche per questo. Vediamo un altro schema molto molto interessante che ci dà davvero così un quadro di ciò che stiamo dicendo. Ce lo spieghi? Sì, che se qui vediamo proprio chiaramente qual è la situazione. Questi sono i dati puntuali degli iscritti del territorio di Verona, dove vediamo che nelle categorie impiegatizie, quindi fino al livello 3A, 4L, c'è una netta prevalenza della componente femminile rispetto a quella maschile, e poi questa proporzione si inverte in modo drastico e drammatico a partire dalla categoria dei quadri direttivi, dove nel livello più alto, che è il QD4, abbiamo 165 maschi contro 31 femmine. Per non parlare poi dei dirigenti, che comunque sono 10 maschi, 2 femmine, quindi comunque anche qui una sproporzione abbastanza evidente. Sì, quindi c'è proprio una difficoltà per le donne a sfondare questo soffitto di cristallo che in qualche modo le vede sempre penalizzate nelle posizioni apicali. O impiegate magari in ruoli un po' stereotipati, no? Sì. Di supporto anche ai quadri, come in questo caso. Davvero c'è tanto da fare. E altro dato che conferma un po' questo retaggio culturale è quello che deriva dalla richiesta del part-time, no? Del tempo parziale, spesso richiesto a livello lavorativo per poter seguire anche la famiglia o comunque le faccende di casa. E vedete, i numeri parlano da soli, no? Sì, anche qui abbiamo una netta prevalenza della componente femminile, che è del 92%, e rispecchia bene o male anche la fotografia nei quadri direttivi. Quindi le donne, a prescindere dalla fascia inquadramentale, sono coloro che richiedono maggiormente il part-time. Anche qui c'è tanto da fare a livello culturale, ma non solo. Bisognerebbe che le istituzioni stesse, e insieme con le aziende, lavorassero veramente per cercare anche di agevolare le donne nei percorsi di carriera, con delle politiche più trasparenti e di supporto della genitorialità. Si parla di conciliazione, no? Anche in questi termini. Arriviamo alla penultima slide, e poi inizieremo a parlare di un altro tema altrettanto importante: dipendenti in congedo parentale per sesso. E anche qui vediamo che c'è una netta disparità.
Ecco, questo non fa altro che confermare quello che abbiamo detto Certo. poc'anzi, ossia che nonostante la possibilità per entrambi i sessi di potersi prendere del congedo parentale in ugual misura, oserei dire quasi ai giorni nostri, viene fatto esclusivamente quasi sempre solo dalle femmine. Ultima slide, eccoci qui, promozioni a categorie superiori, insomma un dato qua che almeno ci dà un po' di speranza, un po' di luce, esatto. Vero? Un dato che dà speranza, nel senso che vediamo una quasi parità di promozione a categoria superiore sia nella componente maschile che femminile, quindi se la fotografia attuale ci mostra ancora un dato estremamente sproporzionato nei percorsi di carriera degli uomini sulle donne, attualmente diciamo che i percorsi di promotivi stanno raggiungendo una parità, per cui probabilmente la fotografia che avremo fra qualche anno potrebbe essere diversa migliore, rispetto a quella che abbiamo visto fino a questo momento. Cambiamo argomento perché oggi abbiamo parlato anche con gli ospiti che ci hanno preceduto di movimenti continui a livello bancario, fusioni delle banche a credito cooperativo, tentate insomma operazioni, le OPS, così non da ultima quella più roboante di Unicredit nei confronti di Banco BPM, sì. Insomma continui cambiamenti che in qualche modo si riflettono poi anche sulle imprese e su chi deve in qualche modo accedere al credito per poter portare avanti il proprio lavoro, la propria attività. Ecco, come avete percepito voi questi grandi movimenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato piccole, medie e grandi banche? Insomma, c'è un fermento, una necessità probabilmente anche dettata dalla Banca Centrale Europea, dal mercato stesso, che però ha cambiato notevolmente lo scenario rispetto a qualche anno fa. Assolutamente sì, diciamo che le banche a tutti gli effetti stanno diventando delle vere e proprie imprese che hanno come priorità quella di fare utili e quindi di remunerare gli azionisti. Quindi si è persa un po' purtroppo la finalità di servizio nei confronti della popolazione che aveva, diciamo, inizialmente come struttura, come originaria. E Unicredit Banco BPM cosa ha provocato all'interno della vostra sigla sindacale? Grande attenzione assolutamente, al di là che insomma in questa fase è assolutamente anche prematuro poter fare delle proiezioni. Assistiamo giornalmente, diciamo, al variare dello scenario rispetto a questi due istituti, non ultima la scalata di Crédit Agricole che è passata dal 9 al 15% nel capitale del banco. E i timori del sindacato rispetto all'atterraggio di questa operazione sono chiaramente rivolti fondamentalmente alla tutela dell'occupazione, quindi dei lavoratori, ma anche alla salvaguardia delle reti degli sportelli. Sicuramente, essendo entrambi gli istituti molto radicati sul nostro territorio, perché veniamo insomma da delle estrazioni molto territoriali di entrambi gli istituti, questo comporta un rischio di credito che non può non essere considerato se l'operazione appunto arrivasse a compimento, certo. Perché molte imprese sicuramente hanno i conti e quindi gli affidamenti in entrambi gli istituti, quindi poi per una questione di esposizione eccessiva probabilmente si vedrebbero decurtati parte degli affidamenti. Ecco, questo è un aspetto insomma che va assolutamente considerato. Tra l'altro questo introduce anche il fatto che negli ultimi anni c'è stata una cosiddetta desertificazione territoriale degli sportelli, soprattutto nelle aree un po' periferiche, sì. aree montane, ma non solo. Ci sono altre sigle, insomma, non solo sindacali ma anche altre associazioni che denunciano questo fatto. Pensate che attualmente in provincia di Verona il 14,3% dei comuni è senza sportello bancario rispetto all'11,2% del 2021, sebbene insomma questa percentuale sia inferiore rispetto al dato nazionale che si attesta al Veneto il 19%, addirittura il 42% dell'Italia. Però è un fenomeno
crescente e siete preoccupati come sigla Assolutamente, sindacale? è un fenomeno crescente e preoccupante perché poi di questi 14 comuni senza sportello bancario che lei ha citato prima, sul 14,3% dei comuni. Sono è il 14,3%, ma sono esattamente 14 no? anche Okay, comuni coincide, che sono, ok, è vero, che è vero. sono Esatto, ha ragione. che subiscono una desertificazione bancaria assoluta nella nostra provincia. Di questi 12 comuni hanno una popolazione superiore al 20% con un'età media over 65, quindi che è, diciamo, la fascia più debole rispetto a una competenza digitale. E quindi è necessario intervenire con dei percorsi di formazione diffusa per far sì di non lasciare nessuno indietro e di aiutare tutte le fasce della popolazione a poter accedere, diciamo, agli strumenti digitali per poter in qualche modo operare in ambito bancario. Non solo, ma va anche implementata comunque, anzi dovremmo agire un po' in controtendenza creando degli sportelli di supporto proprio per far sì che non ci sia questo impoverimento del territorio, perché diciamo un impoverimento del territorio comporta diciamo una serie di disagi che sono ad uno sguardo superficiale possono non essere visti. Si riflettono su un piano sociale. Assolutamente, perché comunque sia la chiusura di uno sportello fa sì che ci sia poi anche una fuga della popolazione, perché non essendoci più servizi la popolazione poi preferisce magari altre zone, e quindi venendo meno la popolazione viene meno poi anche un posto di lavoro, uno stipendio, e quindi diciamo che uno stipendio poi genera anche certo. una mancanza di giro dell'economia in realtà, quindi E questo accade con gli sportelli bancari, ma pensiamo alle poste, che anche gli sportelli delle poste italiane, insomma, molti hanno chiuso, anche nella città di Verona stessa, e anche, per non parlare insomma di tutto il capitolo che abbiamo visto anche con gli ospiti che ci hanno preceduto, sulle attività artigiane, le attività locali, insomma, del commercio, del piccolo commercio, che stanno scomparendo dalle piccole comunità, e questo crea davvero anche un problema, dicevamo, proprio di riferimenti sociali all'interno di una comunità. Insomma, segretario generale, potremmo rimanere qui davvero tutta sera per parlare di tantissime cose che la vostra sigla sindacale sta portando avanti. Ci interessava davvero approfondire questo aspetto bancario e in parte anche assicurativo. Sulle assicurazioni chiaramente ci sono tante cose in comune con il settore bancario, però alcune divergono anche perché c'è una specificità, no, di questo settore, insomma, però questo magari lo affronteremo in un'altra puntata. Intanto la ringrazio di essere stata con noi nel nostro Grazie a voi studio dell'ospitalità e per averci presentato questo nuovo rapporto di FIRST CISL, Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario Verona, e molto interessante perché abbiamo la speranza, qui lo dico insomma pubblicamente, di vedere prima o poi un numero molto maggiore di vertici bancari, direttori generali o presidenti donne. Questa è una speranza che abbiamo tutte, perché insomma tutti, perché abbiamo davvero voglia di scalfire un po' quella cultura che non solo in Italia, perché dai dati OCSE comunque stimano che solamente l'1% delle donne siano nel nostro settore in posizioni apicali, quindi diciamo che la fotografia è comunque inaccettabile. Nel 2025 sì, ormai alle casa porte, no, è inaccettabile. Grazie a Elisa Segabinazzi, segretaria generale di FIRST CISL, per essere stata con noi, e una buona serata. Grazie a tutti. Noi chiudiamo qui questa puntata di Focus Verona Economia dedicata al tema bancario, all'accesso al credito. Abbiamo parlato di desertificazione, insomma lo avete sentito, ma anche di parità di genere all'interno di questi settori. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo giovedì prossimo sempre su Radio Adige TV.